mattina racconteremo e parleremo del patrimonio culturale dell'Ateneo, quindi della nostra università, racconteremo che cosa si è fatto e che cosa si sta facendo per migliorarne la valorizzazione e soprattutto in termini di miglioramento della gestione, per poterli rendere sempre più fruibili non soltanto agli studiosi, non soltanto agli studenti, ma aprendoci alla cittadinanza. Racconteremo dell'esistenza di una rete finalizzata al miglioramento della gestione, una rete interna all'università che è appunto il centro interdipartimentale dei musei, delle collezioni e dell'archivio storico, e diremo anche dell'importante inclusione del patrimonio culturale dell'Ateneo, quindi dei nostri musei, all'interno della rete nazionale dei musei che fa capo ad Unimore, alla facoltà dell'Università di Modena e Reggio, a partire dal 2013, che ci ha visto coinvolti in un progetto di catalogazione e vede le nostre collezioni inserite all'interno di un importante sito creato, appunto nato dopo la nascita della rete dei musei nazionali, il quale sito comprende 4 macro sezioni tematiche all'interno delle quali sono raccontate in maniera intrecciata, quindi in maniera anche interdisciplinare, il patrimonio culturale delle università che fanno parte della rete, compresa l'Università Cagliaritana, con tutti i link che poi rimandano alle sezioni dei musei. Diremo inoltre che appunto l'inclusione, che fare rete è una cosa assolutamente fondamentale, perché chiaramente ci si unisce in attività sinergiche che sono volte quindi innanzitutto a migliorare l'aspetto più importante, che è quello della fruizione, quindi a poter far conoscere il patrimonio culturale dell'Ateneo, così importante per la crescita della società stessa, ad un pubblico il più possibile ampio.